Torniamo in diretta con questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Tra meno di un'ora appunto poi seguirete tutte le notizie, a cominciare dall'edizione del Veneto, poi Venezia alle 19, Treviso alle 19.30, 20:10. Vi ricordo ancora una volta che è ospite l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Prima di tornare a Padova da Valentina Visentini vi faccio vedere l'apertura anche del Corriere della Sera. L'effetto coronavirus, Corriere.it, la Fed taglia i tassi, ma per Trump non basta. Ma la notizia che volevo approfondire in questa prima pagina è quella che leggete ora e che certamente spaventerà molti perché è uno sviluppo inquietante. Il coronavirus, cioè positiva una bambina di 1 anno ricoverata a Bergamo ed è grave. Questo è la notizia che riporta ora l'apertura della homepage del Corriere.it. Superano quota 3.000 i decessi legati al coronavirus in 65 paesi al mondo e poi appunto confermato il caso di una bambina di 1 anno ricoverata al Papa Giovanni di Bergamo, è risultata positiva al coronavirus e in prognosi riservata, conferma il direttore della terapia intensiva Lorini, ma è un caso raro. I bambini sono poco colpiti da questa malattia. È una bimba di 1 anno appena, in condizioni serie, ma è un caso raro, lo dice il direttore appunto della terapia intensiva. Allora, torniamo a Padova dalla redazione con Valentina Visentini. Sì, appunto vi dicevamo dei bar, una notizia al volo perché il sindaco Giordani ha comunque, vi leggo le parole, ha fatto una dichiarazione per quanto riguarda gli anziani chiedendo di non lasciare sole gli anziani padovani in questi giorni di emergenza, e tant'è che gli anziani padovani sono stati contattati telefonicamente per fornire a loro importanti informazioni sulla prevenzione del coronavirus. L'ha annunciato anche in una nota l'assessore al sociale. Adesso vi mostriamo com'è andata in molti bar del centro di Padova che abbiamo visto oggi sono ancora vuoti. Riuscite a far rispettare le distanze di sicurezza? Visto le persone che ci sono, sicuramente sì. Visto che non c'è nessuno, di conseguenza le disposizioni vanno rispettate comunque. Buongiorno. Vista l'affluenza attuale della piazza siamo estremamente in grado di attuare, diciamo, le misure di sicurezza. Perché c'è pochissima gente? C'è pochissima gente. Ma... Dovete spiegarlo o c'è un po' di consapevolezza? La gente sa come si deve comportare? C'è un po'. C'è un po' di consapevolezza, però molte volte bisogna spiegarlo. Bar davanti al Santo oppure in pieno centro storico, vuoti o con pochissima gente. Le disposizioni del decreto del Consiglio dei Ministri, visto il numero esiguo di clienti, è facile da far rispettare, ci dicono. Servizio solo al tavolo, distanze di sicurezza, il cosiddetto droplet di 1 metro, 1,5 metri. I pochi avventori che incrociamo sono rigorosamente seduti ai tavolini. Ho distanza di sicurezza o preferisco rimanere a casa mia? A questi tempi, insomma, dai. È preoccupata? Beh, oddio, insomma, un po' di riguardo ci vuole. In molti si sono attrezzati con cartelli che avvisano e invitano i clienti al buon senso, chi lo scrive a mano, chi invece, come la pasticceria Graziati di Piazza della Frutta, ha appeso un dettagliato decalogo. La preoccupazione è tanta tra gli esercenti padovani. Il mio problema è che io a fine mese devo pagare 30 stipendi e i miei ragazzi sono importantissimi, perché sono persone che con me si sono sempre comportate bene, perché sono persone che meritano e devono avere il loro stipendio a fine mese. Non tutti i baristi hanno voglia di parlare, molti sono arrabbiati, è la psicosi e l'allarmismo ad aver svuotato i locali, dicono a denti stretti. La titolare di un bar proprio di fianco all'università si è vista cancellare tutti i banchetti di laurea. Ripeto, non sottovalutiamo la cosa, ma non sopravvalutiamola, cioè le conseguenze di questa cosa qua non le stiamo vedendo adesso, le vedremo nel tempo, perché io so di albergatori, titolari di catering che hanno disdette di 50, 60, 70 mila euro. Chi ci ridà questi soldi?
Eccoci, vi volevamo annunciare che sul profilo Facebook del sindaco di Grantorto, Luciano Gavin, si registra un caso di coronavirus anche nel comune dell'Alta Padovana, ma poi insomma credo che intorno alle 18 arriverà come sempre il report regionale per definire quanti sono i casi nella provincia di Padova. Intanto vi mostriamo, prima di salutarvi, le dichiarazioni dell'assessore alla scuola del comune di Padova, Cristina Piva, che annuncia il dimezzamento delle rate per i nidi e le materne comunali a Padova. Ci rendiamo conto che la chiusura di 2 settimane di scuole dell'infanzia e asili nido possa aver provocato nelle famiglie un grosso disagio, quindi ci mettiamo nei panni di queste famiglie che già hanno tanti problemi anche per altre cose, e abbiamo pensato che fosse utile dare questo ristoro economico dimezzando la retta. È una cosa automatica, in base alla tariffa che la famiglia si trova a dover pagare verrà dimezzato, e in questo caso verrà nella tariffa successiva verrà tenuto conto di questo sconto, diciamo. Allora, torniamo in diretta. Valentina, tra l'altro la Lega di Serie B ha disposto lo svolgimento a porte chiuse di Cittadella Pordenone e Venezia Crotone, partite valide per la 27esima giornata, nona di ritorno in programma sabato prossimo 7 marzo. Il provvedimento è stato preso dal Presidente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza coronavirus. Dunque anche Cittadella Pordenone 7 marzo a porte chiuse. Hai altri aggiornamenti, Valentina? Sì, appunto vi dicevamo, nella pagina del comune di Grantorto il sindaco Luciano Gavin ha informato i cittadini che ha avuto notizia dal direttore generale dell'USL 6 della presenza di un caso di un cittadino risultato positivo al coronavirus anche nel comune dell'Alta Padovana. Resta da capire se si tratta di quei nuovi casi in più registrati questa mattina nel bollettino che riguarda il cluster cosiddetto della provincia di Padova, perché lo ricordiamo che ad ora con l'ultimo bollettino di questa mattina non sono aumentati i casi nel cluster di Vo, che è fermo ad 88, e nemmeno in quello di Limena, che è fermo a 14, ma nel cosiddetto cluster che raggruppa i comuni della provincia di Padova, da 33 di ieri sera alle 18 questa mattina se ne registravano 42. Beh, però hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, Valentina, perché intanto si è completata l'operazione dei tamponi a Vo e come dici tu non sono cresciuti i casi di contagio nella zona rossa. Sì, nei cluster di Limena e di Vo non sono cresciuti. Nel cosiddetto cluster della provincia di Padova ieri sera se ne segnalavano 33, questa mattina, se non ricordo male, erano 42. Perfetto, grazie a Valentina Visentin, buon lavoro, grazie a Federico Cibotto, Cristian Roccaienne. Intanto aggiungo un altro dato e poi, Italo, direi di vedere prima l'assessore regionale Canere, poi veniamo ad altri servizi che riguardano Treviso. Domani alle 16, come vi avevamo anticipato, il Presidente della Regione in videoconferenza con Palazzo Chigi discute le misure a sostegno dell'economia, collegato dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Il governatore Luca Zaia parteciperà al tavolo convocato dal Presidente del Consiglio, il Premier Giuseppe Conte, come vi avevamo detto. Allora facciamo un passo indietro, torniamo alla trasmissione Ringa di ieri sera. C'era l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che è come sapete il settore nel quale forse in questo momento più di altri, mentre ce ne sono alcuni silenti, nascosti o dei quali i risultati negativi vedremo nelle prossime settimane, è quello più evidente, dicevamo, ed eclatante nel crollo degli affari, perché se c'erano 70% di pieno delle camere si è crollati al 10, al 30 a volte, insomma, quindi questo è il settore che più soffre, e sapete che per quanto concerne la nostra regione vale ogni anno 18 miliardi. Sentiamo Caner che dice quale potrebbe essere una delle soluzioni applicabili subito. Guarda che ci sono delle misure che volendo l'Unione Europea potrebbe già mettere in campo. Faccio un esempio, io te lo dico da assessore che gestisce i fondi PortFESR, quindi al di là del tema turismo. Io dico lì abbiamo per esempio nel nostro piccolo, parlo come regione, 600 milioni di euro. No? Allora
questi qua tu non è che li utilizzi come vuoi, cioè purtroppo li devi utilizzare. Sono linee di finanziamento. Esatto, loro ti dicono li devi dare per esempio alle imprese, allora, anche qua uno potrebbe dire guarda, sono in emergenza, cosa che noi tra l'altro chiederemo questa, dopo non so se ci diranno di sì, però la chiederemo. Sono in emergenza. Direttamente all'Europa questa. Certo, assolutamente sì, è la Commissione che decide questa cosa. Però sono in emergenza, lasciameli gestire per esempio per il turismo, per la promozione turistica, per aiutare le mie aziende in difficoltà, cioè lasciami spostarli. Noi questo lo faremo perché è una cosa ovviamente fresca, però non sono così convinto che mi diranno di sì. 600 milioni solo il Veneto? Solo il Veneto, questi sì, fondi? 600 milioni di euro. Che sono 600 in questo momento? Sono 600. No, allora, questa programmazione 2014-2020 erano 600. Adesso parte la nuova programmazione che è 21-27. Allora, tema simile, avete sentito appunto Federico Caner, di quanto abbiamo approfondito adesso con Valentina Visentin da Padova, anche per Mario Conte, che poi ha preso una decisione in più, quindi parliamo delle rette degli asili e poi una in più che vi ricorderemo dopo il servizio. Sentiamo Mario Conte. Rimborseremo le 2 settimane di asili nido che purtroppo sono state perse per quanto riguarda le famiglie, sospensione della tassa di soggiorno fino a giugno e i musei gratuiti fino all'8 marzo. 3 provvedimenti già attivi per dare una prima risposta alle conseguenze economiche che il coronavirus ha provocato nei nostri territori. A deciderlo nella mattinata di martedì la Giunta di Cassugana, come sostegno alle famiglie ma soprattutto agli operatori turistici, letteralmente in ginocchio dopo le disdette per i timori di contagio. È un segnale di positività che vogliamo dare non soltanto ai nostri cittadini ma anche a tutto il mondo che adesso ci sta guardando. Sindaco che sta cercando in ogni modo di riattivare la macchina turistica, cresciuta in pochi anni ed ora precipitata nelle presenze. Gli effetti del coronavirus, abbiamo finito l'anno con più 8% di turismo, di permanenza in città rispetto a un più 20% addirittura dell'anno precedente, quindi una continua crescita anche molto importante. E adesso questa frenata francamente non ci voleva. Per questo tra le azioni promosse dal Comune una riguarda gli eventi cancellati in queste settimane. Non voglio che venga annullato nessun evento, c'è un problema temporale che tra poco finirà, quindi gli eventi devono essere spostati, recuperati, ma devono dare continuità. Ogni evento è un'opportunità di crescita, un'opportunità turistica e un'opportunità per comunicare le bellezze della nostra città. Un sindaco visibilmente preoccupato che nel ruolo di presidente dell'Anci Veneto a breve contatterà direttamente il Presidente del Consiglio. Chiederemo che venga sospesa la TOSAP, quindi la tassa dell'occupazione pubblica per l'anno 2020, chiederemo la sospensione della tassa di soggiorno e soprattutto chiederemo di uniformare le iniziative rivolte oggi alle zone rosse a tutto il Veneto. 2 aggiornamenti per quanto riguarda Treviso. Intanto vi abbiamo detto che il sindaco il Comune ha scelto di azzerare la tassa di soggiorno compresa fra 1 e 2 euro a carico di turisti che pernotteranno nelle strutture cittadine nei mesi di aprile, maggio e giugno. Questo l'avevamo già detto e si aggiunge a quanto avete sentito ora invece per il rimborso per le rette degli asili. A Treviso si potrà inoltre accedere gratuitamente ai musei civici e alle esposizioni allestite nelle strutture comunali. Purtroppo l'emergenza sanitaria ha avuto conseguenze devastanti per alcuni settori, ha detto il sindaco Mario Conte, ma siamo certi che facendo squadre, sgravando di alcuni oneri cittadini e realtà come le strutture ricettive si possa solo aiutare concretamente. Dunque, questo è quanto. C'è un altro aggiornamento da parte della nostra Tiziana Bolognani invece da Belluno che dice c'è un primo ricoverato in provincia con sintomatologia sospetta ma non è in terapia intensiva. Vabbè, questo è un flash da Belluno grazie a Tiziana Bolognani. Sentiamo, restando a Treviso, il vescovo Tomasi. Molto dolore, perché è impegnativo chiedere al popolo di non partecipare alle messe, di non trovarsi insieme per la celebrazione dei sacramenti, però è quello che al momento serve per il bene di tutti, per la salute. Decisioni gravi e dolorose, definiscono i vescovi del Veneto le disposizioni, prolungate al momento fino all'8 marzo, che sospendono la celebrazione delle messe, compresi i sacramenti come battesimi, comunioni e cresime. È una situazione che ci addolora me come vescovo. Ci siamo incontrati a lungo con i vescovi, con i vicari delle diocesi del Veneto per capire cosa fare, ma ci sono delle indicazioni molto chiare. Ci viene chiesto di partecipare alla cura per il bene comune, per la salute.
Gli assembramenti, ci dicono gli esperti e le autorità, vanno evitati per evitare la diffusione del contagio, e questa è la scelta che abbiamo fatto responsabilmente in collaborazione con le autorità. Non sono state scelte facili quelle comunicate nelle scorse ore dai vescovi, basti pensare a un provvedimento come la sospensione dei funerali. Non lo facciamo volentieri, non è a cuor leggero, ma è una responsabilità che riteniamo giusta. Sospesi il catechismo, la benedizione delle case, sagre e feste parrocchiali, quanto a comunioni e cresime, verranno recuperate appena la fase critica sarà passata. Noi adesso abbiamo dato le indicazioni perché le abbiamo ricevute fino a domenica prossima. Successivamente vedremo cosa le autorità penseranno giusto indicare per il bene di tutti e vedremo di scalare. Questo è un momento particolare, è un momento in cui dobbiamo prendere le cose come vengono, un po' alla volta. Appena sapremo quando potremo ritrovarci, rivedremo i calendari, ritroveremo le disponibilità e faremo in modo che la vita della nostra comunità possa svolgersi nel modo più normale e gioioso possibile. Allora, adesso saranno i provvedimenti prorogati di una settimana, quelli aggiuntivi delle distanze minime, a mantenere il mercato settimanale di Treviso. Oggi era sostanzialmente vuoto, però, e non solo di clienti ma anche di bancarelle. Poi vediamo un altro aggiornamento. È tornato a svuotarsi il mercato settimanale di Treviso. Se sabato l'ottimismo di un possibile ritorno alla normalità aveva portato molta gente tra le bancarelle lungo le mura in Piazza del Grano, il rinnovarsi dei provvedimenti anticontagio ha probabilmente contribuito a svuotare, come si vede, non solo di clienti ma anche di molte bancarelle, il mercato del martedì. Buongiorno. Buongiorno. Poca gente al mercato oggi. Sì. Cos'è l'effetto coronavirus? Ma un po' qua, un po' là, insomma. Una bella pubblicità non si fa. Poca gente al mercato. Purtroppo. Effetto coronavirus. Preferisco non fare commenti. Anche uno con le piedi parlare? No, guarda, proprio voglio solo andare a casa. Come sta andando oggi? È male. C'è poca gente. Poi c'è chi dà un'altra spiegazione. Per quelli dell'abbigliamento questo è il mese più difficile, gennaio, febbraio, marzo preferiscono andare in ferie e hanno ragione. Adesso gli ambulanti non hanno problemi dei soldi, va tutti in ferie, tutti a Jamaica, dove sei andati? Colpisce la presenza a macchia di leopardo delle bancarelle superstiti, quasi ad applicare le distanze di sicurezza anche alle merci, mentre è stato francamente difficile trovare qualcuno per sdrammatizzare una situazione decisamente grigia. Voi siete venuti al mercato nonostante le limitazioni? Sì, guardi, non abbiamo paura di niente. Niente. Siamo vecchi ma non abbiamo paura. Però tenete la distanza di sicurezza di un metro? No, guarda, sinceramente no. Neanche non avevo mai pensato. No, siamo fatalisti, se capita, capita e se no pazienza. Pace e bene. Ce lo teniamo. Ma come sempre alla fine c'è sempre qualcuno che cerca magari con un sorriso di risolvere a modo suo il problema. Si inventa di tutto pur di vendere. Infatti dobbiamo adattare alla situazione. Se c'è un virus allora dobbiamo adattare alla situazione e vendiamo abbigliamento tutto vaccinato antivirus, anticoronavirus. Allora diamo un aggiornamento e ringraziamo appunto anche Angelo Cimarosti. Prima di spostarci proprio a Bassano, ospedale di Sant'Orso, circa 60 operatori in sorveglianza domiciliare. Il provvedimento a seguito dei contatti con un paziente ricoverato nei giorni scorsi per altra patologia è risultato positivo al tampone. Tutti gli operatori risultano asintomatici. L'attività sanitaria è in fase di rimodulazione per dare priorità all'assistenza ai degenti e alla gestione dell'emergenza. Solo 4 gli altri degenti venuti a contatto con il paziente, tutti asintomatici, ma ci sono 60 operatori in sorveglianza domiciliare. Il tampone effettuato su un paziente del 13 febbraio in neurologia al Sant'Orso per altra patologia è risultato positivo a coronavirus e dunque poi, come avete capito, 60 in sorveglianza domiciliare. Allora, prima di questo volevo vedere se è pronto, mi piaceva farlo vedere, il videomessaggio di Gerry Scotti, Italo, ecco, dovrebbe essere pronto anche l'audio ai cittadini di Vo. Caro Umberto,
Cari amici di Voi Euganeo, sono Gerry Scotti, volevo rivolgervi un grande saluto, un grande abbraccio, un in bocca al lupo per superare tutti insieme questo momento veramente difficile. Dai, che presto saremo insieme davanti a un bel bicchiere di vino e una fetta di soppressa e penseremo a tutto questo solo come a un incubo, spero finito al più presto. Un abbraccio forte a tutti, ciao! Così Gerry Scotti agli amici che conosce, insomma, a Vo Euganeo, appunto anche per esprimere la sua solidarietà, come avete sentito in questo audiomessaggio. Allora, dicevamo Bassano, siamo andati a vedere come procede la sanificazione delle scuole con Angelica Montagna alla media Vittorelli. Allora, come avete proceduto alla pulizia dei locali e alla sanificazione? Intanto abbiamo aperto le finestre, pulito i banchi, tolto tutto, pulito, rimesso, i termosifoni, sopra per appoggiare le cose tolto tutto, pulito, anche le prese, insomma spolverato bene con il disinfettante proprio spazzato per terra e lavato col disinfettante. I miei operatori si sono messi subito all'opera e in momento di apertura c'è stata proprio l'attivazione prima per gli uffici e poi di conseguenza per tutte le aule. Sì, mi sento rassicurata che i ragazzi quando entreranno troveranno ambienti idonei. Immediate le disposizioni da parte dei dirigenti scolastici di Bassano per la sanificazione delle scuole su indicazione dell'US 7 e poi il decreto dei ministri con tutte le regole da adottare pervenuto domenica sera attorno alle 19:30. Domenica mattina in via preventiva ho provveduto a mandare un comunicato al personale e a porlo sul sito della scuola in modo tale che le persone potessero già avere un'idea sostanzialmente di quando si sarebbero potute aprire le scuole o comunque l'attività quando e come sarebbe potuta ripartire. Il sentore che lei ha dei genitori sull'apertura delle scuole qual è? Allora c'è una grande attesa da parte dei genitori, questo evento ci ha un po' spiazzati tutti perché non tutti disponevamo delle tecnologie che permettessero di fare ad esempio le attività a distanza, tuttavia molti genitori erano anche preoccupati del fatto che magari avendo lasciato alcuni testi a scuola non avrebbero potuto essere utili ai loro figli nel assegnare i compiti o nel svolgerli insieme. Io ho consigliato anche di utilizzare però dei libri di narrativa, di trovare delle formule che potessero essere creative perché nel rapporto e nel contatto con i genitori all'interno di una casa si possono avere anche altre modalità per poter condividere degli elementi scolastici. Devo anche dire un pregio per gli insegnanti che hanno saputo attivarsi indipendentemente da condizioni che il dirigente poteva mettere in atto, cioè si muovono tutti con grande sinergia e soprattutto con grande impegno per fare in modo che questo tempo non limiti le possibilità di fruizione dell'elemento scolastico. Così dunque da Bassano, intanto isolato nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'IRCS ospedale San Raffaele il nuovo coronavirus da 2 pazienti dell'area di Milano con infezione respiratoria acuta ricoverati sabato 29 febbraio, anche questa è una buona notizia. Ci fermiamo pochi istanti, poi rivedremo un passaggio di Zaia con l'appello all'intervento del governo sul fronte economia perché domani appunto alle 16 sapete che ci sarà questo incontro in videoconferenza. Torniamo in diretta in questa edizione straordinaria tra meno di 28 minuti. A questo punto la prima edizione con il telegiornale del Veneto, alcune cose le abbiamo già anticipate durante questa ora passata insieme per dare gli ultimi aggiornamenti. Vi ricordo ancora una volta 307 contagiati nella nostra regione, 3 i decessi con coronavirus, su un quarto appunto come sapete è insorta anche un'emorragia cerebrale, quindi quella vittima non viene ricondotta attualmente al mesto conteggio di cui vi stiamo raccontando da giorni. Allora, il governatore Luca Zaia ieri sera ospite qui per lanciare anche il suo appello sugli interventi che il governo si spera annunci domani in questo incontro delle 16 sul fronte delle economie. Vediamo. Il coronavirus sta mettendo la nostra economia in ginocchio, prova ne sia che noi mercoledì saremo da Conte. Quando dico noi dico sempre le 3 regioni area rossa, no? Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Saremo da Conte per le misure straordinarie, c'è già un decreto, fra l'altro uscito mezz'ora fa,
del Consiglio dei Ministri, una bozza di decreto che ho visto, si parla già di misure straordinarie, però l'economia va aiutata, non parlo neanche di quella turistica, che è la prima industria in Veneto, che è letteralmente in ginocchio. Vedere Venezia vuota, con i ristoranti, gli esercizi, gli alberghi vuoti e le disdette per quanto riguardano le offerte turistiche del Veneto, che sono il lago, sono la spiaggia, la montagna, le terme, ci dà una dimensione. E poi tutte le altre imprese che hanno tutte le difficoltà dell'export, del rapporto con i clienti, del fatto che noi paghiamo il conto della prima settimana. Lei si ricorda che mi chiamò qui e le disse: guardi, è una questione di una settimana, vedrà che tra un po' i tedeschi non si preoccuperanno più di noi. Ne parleremo molto meno. No? Ma perché adesso il virus è arrivato in Europa, appunto. Speriamo che non reagisca poi anche la bella stagione, che quello è un problema. Beh, anche gli Stati Uniti cominciano ad avere problemi. Anche qui, ai cittadini che si lamentano magari della sanità del Veneto, no? Perché noi vorremmo sempre di più, però vorrei ricordare che negli Stati Uniti è in corso un dibattito, perché il cittadino gli tocca pagarsi il tampone, cioè gli tocca pagarsi anche il test per sapere se è il virus. È vero. Cioè, qui da noi abbiamo fatto 10.000 tamponi senza neanche colpo ferire e gratis. Ed è bene che sia così, che sia chiaro. Le aziende sono in difficoltà a 360 gradi a partire da quella turistica. Il tema è quello di avere delle misure straordinarie che vanno dagli ammortizzatori sociali al blocco del pagamento di quello che sono le incombenze che le aziende hanno, no? Rispetto all'erario, a tasse e quant'altro, e poi ci vogliono risorse fresche da immettere direttamente nel mercato, il che lo si fa con la fiscalità, con misure, con incentivi, con tutto quello che si può fare. Io spero che il governo su questo fronte ci sia, nel senso che noi siamo l'unica regione che non applica tasse in Italia per 1.179 milioni di euro all'anno. Cioè, oltre non riusciamo ad andare, cioè, non preleviamo già dalle tasche dei Veneti 1.179 milioni. Vorremmo fare in modo che ci fosse un grande intervento da parte a livello nazionale. Torniamo in diretta dunque, allora, così il governatore Luca Zaia ieri con gli ultimi aggiornamenti e gli appelli sul fronte dell'economia. Adesso vediamo la situazione Limena, come citava poco fa anche Valentina Visentin nel report della zona del Padovano. Vediamo la situazione a Limena. Rimane fermo a 14 il bilancio delle persone contagiate a Limena, una situazione stabile senza nuovi casi che siano riconducibili al comune del Padovano, mentre proseguono le attività del comune per tenere sotto controllo la diffusione del virus. Nella giornata di mercoledì verrà effettuata la sanificazione della scuola, frequentata anche dalla bimba di 8 anni, risultata positiva. Il sindaco Stefano Tonazzo conferma però che le condizioni di salute della bimba, che vive in un altro comune dell'Alta Padovana, e dei suoi familiari sono ottime. Non tutti i contagiati sono però residenti a Limena. Fanno parte del cosiddetto cluster di Limena, ovvero del gruppo di casi positivi che si sono verificati in quel luogo in un periodo di tempo circoscritto, anche se residenti appunto in comuni diversi. Prosegue per la maggior parte di loro l'isolamento nelle proprie abitazioni, mentre il primo cittadino è in costante contatto con le autorità sanitarie, che ogni giorno comunicano al sindaco eventuali variazioni sul numero di casi registrati o guariti. Mercoledì dunque l'operazione di sanificazione della scuola, dopo che nelle prime ore, dopo il ricovero di un residente, era stato chiuso, ma solo per poche ore, il distretto sanitario, immediatamente sanificato e riaperto regolarmente. Così continuiamo il nostro giro per l'intero Veneto. Adesso invece a Vicenza, con anche qui, dopo aver raccontato Padova, Treviso, insomma in queste ore, com'è che viene accolto questo decreto sulle distanze, i tavolini, l'utilizzo appunto degli stessi per garantire la distanza droplet, come si dice, abbiamo imparato tutti in questi giorni, di almeno 1 metro, 1,5 metri. Vediamo. Con il coronavirus come sta andando? Sta andando malissimo, c'è una riduzione del 50-60%, in centro non c'è praticamente nessuno. Adesso lavoriamo 1/3. Metà. Almeno il 50-60% delle persone che venivano in città, i turisti e anche gli abitué, non ci sono in questi giorni. Il calo si fa sentire e probabilmente la gente non si ferma più come una volta, tira dritto e aspettano anche loro, diciamo, che finisca questa situazione che è stata
che si è protratta anche nel tempo. Tutti i gestori del bar del centro che oggi abbiamo interpellato confermano la pesantezza dell'attuale situazione. Crollo dell'affluenza di clienti, complicata dall'applicazione delle norme più stringenti per evitare gli assembramenti nei locali. C'è bisogno urgente anche di qualche buona notizia. Hanno riaperto i musei, come la vede questa cosa? Beh, chissà, sì. Per me è tutto troppo esagerato, perché una comune influenza effettivamente fa peggio. Però ecco, siamo in psicosi pura. Io da 35 anni che lavoro in centro non ho mai visto questo periodo, neanche nel momento in cui c'è stato l'allagamento a Vicenza. E non sappiamo cosa e come fare per dire ai clienti come devono comportarsi, e per noi è veramente un problema. Insomma, io ho messo questi 2 cartelli che però in definitiva non so neanche io cosa significano. Dobbiamo girare con 1 metro in tasca, non lo so. Non dobbiamo fare le consumazioni al banco, ma bensì dove? Ai tavoli, quindi ci sarebbe un'aggregazione dove? Ai tavoli e non più sul banco. Io credo però che bisogna cominciare a ragionare in termini più locali, cioè noi siamo in Veneto, è giusto che i veneti a questo punto prendano in mano la situazione e staccarsi da una decisione che arriva da lontano, dove non hanno nemmeno la percezione reale della nostra vita. Beh, attenzione, perché adesso c'è un'altra notizia che pubblica Repubblica, adesso volevo controllare anche se in ANSA, io non l'ho vista almeno fino ad adesso, ma anche il Vinitaly si arrende al coronavirus, rinviato dal 14 al 17 giugno, la più importante manifestazione italiana sul vino, costretta a spostare l'appuntamento previsto dal 19 al 22 aprile a Verona al 14-17 giugno, quindi non metà, 3/4 diciamo, del mese di aprile, ma lo stesso periodo di 2 mesi dopo. Quindi questo dice l'apertura, tra l'altro, di Repubblica in questo momento. Anche il Vinitaly si arrende al coronavirus, rinviato dal 14 al 17 giugno. Chiedo a Daniela se al volo riusciamo a contattare l'assessore regionale del turismo Federico Caner, magari può saperlo, insomma, Giuseppe Pan, che segue queste tematiche appunto sempre per la regione. Al volo, se riusciamo ad avere ulteriore conferma di questa anticipazione. Consiglio comunale chiuso a Vicenza appunto per queste disposizioni in merito al coronavirus. Vediamo. Coronavirus, vietati gli assembramenti al chiuso, anche quelli istituzionali. Così a Palazzo Trissino il Consiglio Comunale, previsto a porte chiuse per motivi di cautela, è stato rinviato. La decisione è stata presa dal Presidente del Consiglio Comunale, Valerio Sorrentino, dopo essersi consultato con i capigruppo. Sebbene infatti nel decreto del Consiglio dei Ministri, con le indicazioni per il contenimento della diffusione del coronavirus, non siano state specificate misure riguardo agli organi collegiali, come appunto i consigli comunali, a Palazzo Trissino è stato ritenuto opportuno procedere con la maggiore prudenza possibile, rinviando la seduta, che non prevedeva di trattare temi con particolari scadenze, a data da destinarsi. Allora, così appunto nel servizio di Carlo Nghelleri. Ora torniamo invece a Treviso con le lezioni online. Abbiamo visto e documentato un po' dappertutto in questi giorni, abbiamo visto da Padova nella giornata odierna le lauree in videoconferenza. Vediamo le lezioni. Buongiorno ragazzi, allora proseguiamo con l'appello. Piano B, corsi online, seconda settimana di chiusura per la scuola ai tempi del coronavirus. Le aule sono off limits per gli studenti, ma le lezioni in diversi istituti trevigiani continuano da casa in modalità telematica. Ok ragazzi, ho bisogno che mi diciate in questo momento se tutti vedete già il PowerPoint. Perfetto, ok, bene, partiamo. Al Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso il piano per l'istruzione digitale era già avviato da tempo.
Quello che è successo in questo momento col coronavirus, ha trovato una scuola pronta a continuare, perché aveva già gli strumenti che possono essere le varie piattaforme, ad operare per evitare di perdere il contatto e il rapporto con i nostri ragazzi. La novità è stata sicuramente la possibilità di fornire un servizio di video lezione. E così anche stamattina gli studenti hanno potuto proseguire la normale attività didattica attraverso il PC, proprio come se fossero in classe, interagendo con l'insegnante via chat. Come procede? Tutto a posto? Intanto ci sono domande? Vedo che non mi interrompete. Tutto liscio? Bene? Benissimo, sono contenta. Lo specifico, quello della natività, mi raccomando, e della resurrezione. Devo dire che i ragazzi stanno partecipando anche con gioia, con grande interesse. Se devono interagire facendo le domande, ogni tanto sono io che le faccio, se ci sono domande da fare, hanno un sistema di messaggistica immediata, io riesco a controllare se qualcuno abbandona, qualcuno esce, li vedo, e a me i ragazzi sono forniti anche di webcam nel computer, ma non è mai successo sinceramente. La lezione continua, agli studenti vengono affidati compiti da svolgere a casa, poi ci saranno le verifiche. Anche questo è il Veneto, che nonostante tutto non si ferma. Qualcuno mi scrive qualcosa? Allora adesso restiamo sul fronte scuole, ma prima vi ricordo appunto questa notizia del Vinitali che si arrende al coronavirus, rinviato a metà giugno. Sentiamo Maddalon, preside dei presidi a Treviso, sul tema scuole. Mi sono schierato, credo con la vostra emittente, in una intervista telefonica contro i governatori che chiedevano la quarantena dei cinesi. Abbiamo avuto 3 fasi: la Cina, peste nera ma confinata là, una seconda fase, potrebbero arrivare, blocchiamo i voli, una terza fase che ci ha cambiato la visione del mondo. Il virus c'è qui, c'era già, sottolineo c'era già, non c'è un paziente zero, ci sono decine di pazienti zero delle 3 regioni con maggiori scambi con la Cina, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Adesso che sappiamo come stanno le cose, che è ubiquo, è da ringraziare, e non sono particolarmente d'accordo sempre, di avere un governatore come Zaia che ha realizzato che c'è questa situazione, non ha creato allarmismo riuscendo a comunicare in maniera abbastanza razionale. A questo punto è assolutamente obbligatorio confinare il più possibile la presenza che c'è già tranquilla, che forse anche io possiamo aver avuto, ma è asintomatico ed è passato. Allora, vediamo come va questa settimana. Se i dati nazionali con espansione ad altre regioni daranno dei risultati ragionevolmente positivi, rientreranno le norme. Se no, io credo che fossero norme dovute, perché un attimo di cautela ci vuole, non tanto per i ragazzi che abbiamo capito essere naturalmente protetti, ma per il fatto che potrebbero essere veicolo per gli anziani. Dunque, abbiamo visto poco fa un breve intervento dell'assessore al turismo Federico Caneri ieri sera a Ringa, in onda con noi. Assessore, grazie perché l'abbiamo cercata così al volo e davvero grazie. Lei ha conferma di questa notizia di un Vinitali rinviato da metà aprile a metà giugno invece? Guardi, ho provato proprio poco fa a chiamare il presidente della Fiera, Maurizio Danese, proprio per capire se era vera questa notizia o se era una fake news, perché effettivamente ci dà la possibilità che ci sia un rinvio. Del resto, voglio dire, tutte le maggiori file sono saltate, se pensiamo che è saltato il Provine a Düsseldorf, sono saltate la fiera di Mosca per il turismo per quanto riguarda le regioni italiane, perché purtroppo non ci vogliono presenti perché siamo un po' considerati gli appestati. Addirittura alcune fiere intere sono saltate come l'ITB di Berlino, quindi effettivamente è probabile che la fiera di Verona rischi. Secondo me, piuttosto di farla saltare, appunto, sarebbe meglio uno slittamento nella speranza che poi ci sia un miglioramento della situazione e quindi si possa fare la fiera, anche perché altrimenti lasciamo una certa competitività agli altri mercati, in particolare la Provine che è saltata, sarebbe
ottimo poterla fare noi, perché allora recuperiamo veramente una gran parte del mercato. Quindi io auspico che venga fatta, e guarda, proprio oggi cercavo di contattare il Presidente proprio per sentire se corrispondeva alla verità o meno questo slittamento, e gli dirò di cercare di tenerla in piedi, ovviamente, a meno che non ci siano direttive del governo che vanno in un'altra direzione, cioè che per sicurezza bisogna farla saltare. Però per noi rimane in piedi. Sì, cioè rimane in piedi con questa ormai altamente probabile, con questo slittamento ormai altamente probabile che dice lei, sul quale appunto cercavate conferma in questi minuti. Insomma, se speravamo nel ritorno alla normalità, Assessore, anche questa è una bella botta, diciamo, per l'economia, no? Sì, è una bella botta sicuramente, perché il rischio più grande è quello che effettivamente, come leggevo, però devo trovare conferma, ci sia il settore americano che non partecipa. Allora questo è veramente un problema. Dopodiché, piuttosto che fare la fiera, è meglio farla con qualche mese di ritardo piuttosto che perdere proprio il posizionamento, perché il rischio di farla saltare è proprio quello di perdere il posizionamento. Quindi adesso cercherò, appena metto giù il telefono con voi, cercherò di nuovo il Presidente della fiera per avere maggiori informazioni. Assessore, è stato davvero gentilissimo, grazie davvero e buon lavoro. Grazie a tutti voi. Federico Canera, Assessore al Turismo della Regione Veneto. È chiaro, noi avevamo detto come il Vinitaly riguarda tutti, riguarda tutto e tutti, quindi anche il turismo in qualche maniera, oltre che avevamo detto il settore agricoltura nella declinazione delle deleghe regionali, quindi con PAN. Intanto c'è in diretta la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, commissario per questa emergenza sanitaria, che aggiorna questo dato. Sono 2.263 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 428 persone rispetto a ieri, 79 morti, 27 in più. Il nuovo dato è stato fornito al commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 160 guariti, 11 in più rispetto a ieri. Ecco, ricordiamo bene anche questo dato in queste ore. Dunque, volevo tornare, tanto ormai siamo in chiusura e tra 8 minuti c'è il telegiornale del Veneto, ve lo ricordo ancora una volta, così come poi stasera alle 20:10 c'è l'assessore al sviluppo economico della Regione del Veneto, Roberto Marcato. Nonostante l'iniziale orgogliosa conferma, con l'approvazione per la gioia di molti wine lover, gli amanti del vino, Uniti per l'Italia non si ferma, invece la battuta d'arresto c'è stata. L'organizzazione del Vinitaly si è vista costretta a rinviare il Salone Internazionale del Vino a Verona-Fiere, non più dal 19 al 22 aprile, come era calendario stabilito, ma dal 14 al 17 giugno. La decisione sofferta, preceduta da una simile scelta anche per la rassegna tedesca ProWine, che citava poco fa Caner al telefono con noi, è arrivata dopo giornate di indecisione, ma evidentemente l'allarme che si è diffuso in questi giorni per il Covid-19 e le decisioni emanate dalle istituzioni, regioni e governo ha reso inevitabile il passo indietro, dunque così deciso, e la cosa più importante è che non venga cancellato, ma soltanto traslato nel tempo, così come il salone, cioè la fiera dell'occhialeria a Longarone, sono tutte cose importanti, le rimandiamo di qualche tempo perché ritornino più forti di prima, ma soltanto qualche settimana dopo. Vinitaly dal metà di aprile alla metà di giugno, l'importante è che si faccia. È tutto, ci rivediamo tra 8 minuti con il telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati con noi.